Allora, potevo avere una brillante carriera da commercialista, uno deve essere matto, no? A sposare uno pazzo che pensa ai vini, che lei dice che ogni anno non è che ho una vendemmia, ma ho un parto, no? In vendemmia, perché un errore lì lo pago dopo 10-15 anni e non mente il vino. E pensate una cosa, cioè nella mia filosofia, nella mia follia, io ho sempre sostenuto che ogni bottiglia è un microcosmo a sé, come lo stesso vino su due bocche diverse, da due vini diversi, anche se la partenza è la stessa. Io dico che ogni bottiglia è a sé stante, ogni bottiglia va controllata. Era semplice prendere una macchina etichettatrice e etichettarle, ma lasciare di fare magari una brillante carriera, percorrere dietro a un'idea, e per rispettare quest'idea io ho sempre desiderato e voluto che tutte queste bottiglie venissero etichettate a mano. Il 99% delle bottiglie dell'azienda bresciana, perché l'1% lo fa mia madre, il 99% di tutte queste bottiglie, tralasciando tutto l'aspetto commerciale dell'export, i documenti, i certificati di esportazione, i casini che devi andare a parlare, le spedizionieri, container, casini, storie, bim, bum, bam, bam, in 42 paesi del mondo, ribadisco, il 99% di queste bottiglie vengono etichettate da lei. Non è facile. Io sono Alfredo in vigna, ma lei è Alfredo in cantina. E io dico che non ci sarei riuscito senza di lei. Non ci sarei riuscito. Non ci sarei riuscito perché non avrei potuto fare tutto da solo. Sapete, la sera vi racconto una cosa molto personale. Che quando è finita la giornata di vendemmia, sai, le vasche di fermentazione, di macerazione, fermentazione, non è che fermenta da solo, bisogna fare i rimontaggi, il delestage, cioè vuotare la vasca, ributtarla dentro, sì, c'è parecchio lavoro. E ogni anno è una storia diversa, perciò io a fine serata prendo una sedia e sono seduto come un deficiente, 11:30, mezzanotte, in mezzo alla cantina, che penso a cosa farà quel vino. E lì io sto pensando a cosa fare già domani, che strada scegliere per quel prodotto. E visto che sono sotto pressione, sono concentrato in quel momento, nonostante la stanchezza, diciamo che sono alquanto nervoso, cioè che basta toccarmi con niente esplodo. Cioè, ah dai, vieni a casa, ti prende una valangata di vaffanculo che sono in banche fino a Roma. La dolcezza che mi viene a cercare e mi si siede su un ginocchio e non mi dice niente, io dico che ha già capito cosa sto facendo, cosa non sto facendo. Ho tutti i miei difetti, sempre io ne sono pieno, però ha capito che gli animali selvatici poi possono darti tutto, tantissimo, tutto ti possono dare, però vanno presi in una certa maniera. L'intelligenza di aver saputo, forse dir di no, una carriera folgorante per un'idea, io la devo solo che ringraziare. Grazie.